è un'esperienza che andrebbe fatta prima che arrivi il reuma test, ma è un'esperienza alla quale io invito sempre i miei studenti dell'ultimo anno, prima che prendano il diploma di maturità, l'esperienza di poter godere di quella che è la maturità della terra, prima che arrivi la vendemmia, poco prima che arrivi la vendemmia, riuscire ad accoccolarsi tra i filari, quando ancora il sole non è declinato, non completamente, quando la terra che ormai è piena dei suoi sospiri, dei suoi profumi, delle sue fragranze, comincia a far sollevare quella bruma, quella nebbiolina che anticipa già la stagione poi della pienezza del raccolto. I ragazzi ne arrivano, ciascuno di loro porta qualcosa, vecchi cestini, dentro ci può essere una crosta di formaggio, una coda di soppressa, sono sempre ben gradite. Meglio ancora se poi c'è una bottiglia, magari di quello stesso vino che quella vigna antica poi permetterà di far trasudare dentro i calici. C'è un profumo femmineo, potente. La vigna è femmina, diceva Cesare Pavese. La vigna è come te. Lo dedicava alla donna che amava. Hai i capelli sciolti e sono le foglie, hai il respiro tuo quando ti addormenti, dopo una notte d'amore tra le mie braccia, e soprattutto è capace di anticipare tutte le promesse dell'ebbrezza che mi hai donato e che io potrò restituirti. È un miracolo passare una notte in una vigna. Lentamente il sole se ne va, le tenebre scendono, arrivano, e voi vi trovate, per quanto siate in un gruppo piuttosto numeroso, soli, perché quando la notte scende e non potete avere né telefonini, né pile, né nient'altro, quello a cui potete aspirare è soltanto l'incanto del firmamento, sperando che il cielo sia generoso nei vostri confronti, ma anche qualora non lo fosse, riuscite ad avvertire la vastità dell'infinito e in un certo qual modo anche il senso della vostra finitudine, della nostra finitudine. Il trascorrere il tempo sotto questa volta celeste è un battito di ciglia, dicevano gli antichi. Però in quel tempio che è stato modellato dai contadini, che ha creato delle balze, dei terrazzamenti, sotto quei legni antichi che sembrano storti come le dita delle vecchie contadine che per secoli hanno faticato su quelle terre, Tito Maniaco raccontava e diceva: il lavoro della campagna alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento si misurava a gobba di donna, a dorso di donna. Quanta fatica, quanta attesa. Gli uomini a lavorare nei campi, loro a vegliare tutto il resto. Voi donne che avete intelletto d'amore, diceva quell'altro fuggiasco peregrino, voi donne che sapete leggere l'amore dentro, per questo avete intelletto d'amore, e che comunicate il senso dell'ebbrezza proprio come è capace di comunicarlo la vigna. Poi la notte trascorre in sussurri, in parole che sono in qualche modo appena accennate, soltanto appena accennate, e tutto tace, ma nessuno dorme. Vi assicuro che i ragazzi che hanno 18 anni, 19 anni non riescono a dormire. Cominciano a parlare tra di loro nelle prime ore del notturno e poi le voci si fanno sempre più tacite fino a lasciare che sia il silenzio a parlare. Perché non godiamo mai di un'esperienza del genere in una nostra vita che è troppo presa dagli inganni del tempo moderno, dalle agende che sono troppo piene, talmente piene che ogni tanto le sostituiamo con un foglio in Excel per riuscire a rammentarci gli impegni? E poi ci sono le corse, ci sono le cose da dover presenziare, sempre troppe, e ci dimentichiamo che la nostra anima, che probabilmente è un'anima contadina, è in grado di godere di queste piccole cose. Poi c'è un attimo, c'è un momento, proprio quando il buio si fa più intenso, quando ti speri che ritorni la luce, che ex orientis partibus, come dicevano i monaci antichi, cioè dalle regioni dell'Oriente, appare un qualcosa di bianco, appare una macchia, la bruma, il cielo comincia a colorarsi, le dita
del giorno cominciano ad accarezzare prima di tutto le punte degli alberi più alti e poi lievemente, come se fosse una carezza, cominciano a ridiscendere. Sarà strano, ma quando la luce tocca le foglie del vigneto, la terra ha un brivido. Voi sentite che l'erba comincia a frusciare e gli uccelli impazziscono, diventano pazzi, cominciano a cantare. Sanno forse benissimo che la stagione sta finendo, ma vogliono celebrare la meraviglia del sole, del giorno che si rinnova, con un canto che ti stordisce. E lo stordimento di quel canto diventa una poesia, che è una poesia liquida, perché la gola degli uccelli è liquida come la rugiada che si è accoccolata per tutta la notte nelle corolle dei fiori. E gli antichi lo cantavano, lo dicevano: il vino che noi berremo, quello che ha percorso i legni antichi del vitigno, ha il profumo della rugiada, ha il profumo dell'erba recisa, tenuta con attenzione tra i filari, ha l'odore dei fiori che sono cresciuti tra i filari. E tutto questo nel momento in cui poi stapperete la bottiglia e la mescerete assieme all'allegra brigata, alla compagnia che ha condiviso con voi l'esperienza dell'attesa, dell'aurora e del mattino, diventa ancora di più ebbrezza, diventa un'ebbrezza che avete coltivato a lungo, e il vostro canto dovesse sgorgare, diventa un canto di lode, come diceva il vecchio David Maria Turoldo, il prete contadino, il prete che aveva sofferto la fame, che sapeva che cosa voleva dire in quegli anni crudi e feroci sedersi attorno ad un tavolo di legno quando non c'era nient'altro che la polenta. E diceva a lui, il poeta, prete, contadino, il profeta: e mio padre che mi metteva in mano una fetta di polenta e mi diceva: questa la chiamerai polenta, e nell'altra mano mi metteva un'altra fetta di polenta e mi diceva: e questa invece la chiamerai formaggio. E noi, sciocchi, mangiavamo un po' di polenta e un po' di polenta, convinti di mangiare polenta e formaggio. E poi continuava il poeta, profeta, contadino, dicendo che il padre versava un po' di vino a tutti, magari un dito, magari un'ombra, ma era opportuno celebrare la sera, prima che il sole scendesse, con il sapore del vino sotto le labbra, perché ricordava il sacrificio di Cristo su di un altro legno, il legno della croce, che è così simile al legno della vite, e ne parleremo, avremo modo di parlarne in questa breve chiacchierata che facciamo, che non è tanto una lezione magistralis, è così il resoconto di un chierico vagante. Forse io non sarei stato molto ben accetto nelle corti dei principi, come è stato detto, sono più uomo da taverna, sono più uno di quegli studenti che partivano da Cracovia per andare a Bologna e si fermavano nelle osterie, cercando di cantare però la sapienza che avevano raccolto strada facendo. Ma torniamo ancora per un attimo al sole che sorge sulla vigna, tra le rugiade e i canti dei grilli e il primo abbozzo della cicala, in quell'ora incerta. Se noi riuscissimo ogni giorno a cancellare il nostro tempo e a ricominciare ogni giorno da capo, forse avremmo visi meno imbronciati. Conosco un vecchio sacerdote che per tanti anni ha fatto il missionario in Africa e diceva che nel piccolo villaggio nel quale lui ha vissuto per decenni e decenni non c'era nemmeno l'acqua da bere. Potevano ritenersi fortunati quando qualche volta la sabbia si inumidiva e diventava quasi fanghiglia, e allora le donne e i bambini venivano chiamati a distendere i loro panni sulla terra, in modo tale che si intridessero di quell'umore, l'umore della terra. Dopodiché li avvicinavano alle labbra e suggevano quello strano liquore che poi ha il profumo stesso della terra. E questo a loro bastava per correre nel villaggio gridando: è sorto il sole. Era il loro modo per salutarsi, era il modo per augurare il buongiorno, e lo dicevano ridendo: è sorto il sole, è sorto il sole, è sorto il sole, e ridevano. E lui mi raccontava, vegliardo ormai, antico nelle ossa e nell'anima, dicevano: non avevano niente ed erano felici di essere vivi, di aver visto il sole che stava sorgendo. E poi si girava verso di me e diceva: e c'è reso, guarda i spullans, c'è succeduto in Friuli,
Oveis tutto e non sei spui bois di ridi. Che cosa vi è successo a voi friulani? Avete tutto e non siete più capaci di sorridere. Siete sempre immusoniti, siete sempre imbronciati. Cosa vi è successo? E allora rimbalzo ancora di nuovo nelle parole sapienti di padre Davide Maria Turoldo, che diceva: il sapore di quella polenta era il sapore della terra, e anche se mangiavamo poco, davvero tanto poco, e ci chiedevamo: ma com'è possibile che soltanto con 2 grampe di polenta noi fratelli potevamo crescere tutti alti, grandi, come gambi di frumento, come steli di pannocchia? E poi faceva questo tipo di considerazioni e diceva: perché la polenta la preparava mia madre, e quando mia madre preparava la polenta ci metteva dentro il cuore, e quando una madre condisce la polenta con il cuore non può essere che un cibo straordinariamente buono, capace di saziare anche lo stomaco, che poi per tutta la giornata non avrà altro che quella polenta. E si sperava che ci fosse quell'ombra di vino che era capace di dare forse il sapore che la polenta da sola non era in grado di restituire. E allora approfitto di una glossa scritta a margine di un libro di poesie da Davide Maria Turoldo, in una delle poesie in cui lui canta il vino, il Cristo, l'ultima cena, e dice una cosa di questo tipo: quando Dio mandò il diluvio universale per le iniquità degli esseri umani, e speriamo che ultimamente si sia distratto, perché di iniquità degli esseri umani ce ne sono talmente tante che basterebbero non ad 1 ma a 12 diluvi universali. Quell'uomo che era stato scelto per salvare l'umanità, per dare un futuro all'umanità, e si chiamava Noè, ad un certo punto si è accorto che una colomba portava nel becco un ramo d'olivo, e questa colomba è andata ad appollaiarsi in uno degli alberi maestri di questa enorme arca che per stagioni e stagioni aveva fluttuato su di un mare infinito, un oceano turbinoso, e non c'era terra, c'era soltanto oscurità, buio, vento e spuma di mare, un mare che aveva travolto tutto e ucciso tutto. E poi l'arca si è incagliata su qualche cosa di grande, di maestoso, di possente. Noi lo sappiamo dalla tradizione, che si trattava probabilmente del monte Ararat, del Caucaso profondo. E Noè è lì disceso, e la prima sensazione che ha avuto è stata quella di pulsare con i piedi per la prima volta dopo tanto tempo la terra, e ha cominciato a danzare, ha cominciato a ballare, i piedi hanno cominciato a trasformare la crosta di quella terra in una specie di tamburello, ed era così felice che ha danzato tutto il giorno, e alla fine spossato si è addormentato, e quando si è risvegliato, come i miei studenti, si è risvegliato sotto ad un albero di vita, sotto ad una vigna antica che si era maritata ad un albero di olivo, forse quell'olivo stesso dal quale la colomba aveva preso il rametto, che tornava a sancire l'alleanza tra l'uomo e Dio, che tornava a dire all'uomo che c'è ancora speranza, che c'è ancora la possibilità di istruire un'arca, un patto. E ha alzato la mano verso quei grappoli ubertosi, ricchi, belli, e ne ha spiccato uno e se l'è messo in bocca. Quanti di voi hanno l'età giusta, come la mia, dall'aver rubato l'uva in un filare, sperando che il contadino non ti lasciasse correre dietro il cane, o peggio ancora non ti sparasse a sale, come spesso è capitato a me? Non di sparare, ma di ricevere la schioppettata a sale. Non ti copre, però ti brucia, ti fa male, però vale la pena riempire la bocca con quell'acino, non morderlo subito. Così ha fatto Noè, non l'ha morso subito. Ce lo raccontano i sapienti rabbini che hanno commentato quel passaggio bellissimo dell'Antico Testamento. Non l'ha morsicato subito, perché il piacere non deve essere consumato. Siamo noi che lo consumiamo, il piacere, lo compriamo, lo vendiamo, ci siamo trasformati in codice a barre, siamo merce sul mercato, non abbiamo più neanche l'anima. Diceva un vecchio uscito da Auschwitz mostrandomi il braccio: guarda qua, questo è il numero che mi hanno tatuato, il vostro non c'è, è un codice a barre, poveri voi, noi siamo scappati. Non credo tanto accadrà
a questo tipo di mondo. Aveva ragione forse. Ma Noè aveva ancora la saggezza per tenerselo in bocca quell'acido. E i rabbini chiosano quel passaggio e dicono: come quando si sta per dare un bacio d'amore. Ma non è bella questa cosa? L'acido è dentro la bocca, ti disegna tra le guance interne e la lingua e il palato tutto il sapore di quello che sarà il vino promesso da quell'acido, da quel grappolo, e non hai ancora il coraggio di chiudere la bocca e di morsicarlo, te lo tieni lì come se tu stessi gustando un bacio d'amore, il primo bacio d'amore, quando ti avvicini alle labbra della persona che ami e non hai il coraggio di trasformarlo in rugiada, non ancora. Lo spazio che separa le tue labbra dalle labbra della persona che ami prima di quel bacio è uno spazio infinito, che quasi non vorresti si colmasse mai, perché è vero, quando poi ti baci e ti scambi quella rugiada, quel miele, è meraviglioso, e non occorre che sia io qui a spiegarvelo, lo spero, che lo abbiate tutti sperimentato, e chi ancora non l'ha fatto si sbrighi a farlo. Ma in quell'istante in cui tu aspetti e l'alito di lei diventa il tuo profumo e il tuo alito diventa il suo respiro, c'è quello spazio bianco che voi ritrovate nella Cappella Sistina tra il dito di Dio e il dito di Adamo, che non si toccano ancora e forse non si toccheranno mai, ed è il Big Bang, ed è flagrante. Lì ci sono tutti i mondi possibili, quelli che ci sono stati, quelli che stanno nascendo adesso, quelli che nasceranno quando noi non ci saremo e speriamo che continuino a nascere, e poi alla fine non ce la fai più, perché la senti la frasca, la foglia, la rugiada, la senti la rosa, o senti il ciclamino, senti addirittura la polvere che si è depositata sopra quell'acido, che è la polvere delle piogge che sono cadute nelle stagioni precedenti. Quante storie ti può raccontare, e non ce la fai più, e lo mordi, e l'esplosione del piacere ti esplode dentro la bocca e vorresti che non finisse mai. E sai che un giorno quell'albero di vite ti darà il vino. Sai che manterrà tutte quelle promesse. Ed è per questo che Noè, primo uomo al mondo, primo uomo della nuova umanità, vendemmia. Non si accontenta dell'acido, vendemmia e continua a ballare, come ha fatto appena ha toccato la terra, mette in un tino tutti gli acidi che ha raccolto da quella vigna e ci balla dentro. E chiama la sua sposa, e chiama le sue figlie, chiama le donne che ha portato con l'arca assieme a lui nella salvezza, e li fa ballare dentro la tinozza, e quel succo diventerà il primo vino sorseggiato dall'umanità, che gli dà un'ebbrezza infinita, tanto da fargli perdere la consapevolezza di se stesso, tanto che un figlio riderà di lui, della sua ebbrezza, della sua scomposta ebbrezza, perché Noè scopre di essere nudo davanti alla risata del figlio, che non capisce una cosa, che Noè è il nuovo Adamo. Questa è la cosa strepitosa. Anche Adamo scopre di essere nudo nel paradiso terrestre, dopo aver gustato un altro frutto, di un altro legno. Noi diciamo la mela, non è la mela nel mondo ebraico, l'albero di fico, è l'albero maledetto, è l'albero al quale verrà impiccato Giuda, si impiccherà Giuda all'albero del fico, tanto che poi i nostri progenitori, trovandosi nudi, non useranno le foglie del melo, ma useranno le foglie del fico, perché quello era l'albero. Noi l'abbiamo tradotto in mela perché i sapienti alessandrini, ebrei, quando tradussero la Bibbia dall'ebraico al greco, attinsero alla mitologia che loro conoscevano, che parlava di sirene, parlava di Ono Centauri e parlava della mela, come il frutto proibito, la mela di Persefone, la mela delle Esperidi, la mela di Paride. C'è tutta un'altra tradizione. Noè cambia albero, sceglie l'albero della vita, sceglie la vite, il vitigno, perché sa che lì è nascosto il segreto di quel momento in cui non l'ubriachezza, ma l'ebbrezza ti può far vedere le cose come stanno. Ci sono certi elementi della nostra razionalità, così supponente, così orgogliosa, così stupida, noi che crediamo di essere all'apice di tutta l'evoluzione tra tutti gli animanti, questa bella famiglia di piante, di animali, come cantano i poeti. Alle volte pecchiamo d'orgoglio, l'orgoglio dell'intelligenza,
Noè ci dimostra, primo uomo della prima generazione sopravvissuta al diluvio, che l'ebbrezza è capace di comunicarti delle cose che la ragione non conosce. Come fai a capire l'amore? Razionalmente. Non puoi usare il cervello per dimostrarlo. Non è un sillogismo l'amore. Dell'amore ti puoi soltanto ubriacare, puoi soltanto lasciare che penetri sotto la tua pelle e che ti faccia ballare e che ti faccia cantare. Queste cose penetrano nella Bibbia profondamente. Quanto dolci sono i tuoi seni, compagna, sono più dolci del vino. Uberiora sunt ubera tua, medius quam vino. Sono più dolci i tuoi seni del vino. E i padri della Chiesa commentarono quel passaggio del Cantico dei Cantici come una gran bella metafora. Lei, la donna, la giovinetta, bella e terribile, è la Chiesa. E lo sposo che attinge ai suoi seni è il Cristo. Ma non è questo che la Bibbia racconta nel Cantico dei Cantici. Racconta l'ubriachezza di un amore tra due giovani che si stanno congiungendo perché si sono sposati e vogliono trarre i grappoli ubertosi, dice così il Cantico dei Cantici, è bellissimo, vogliono trarre reciproca vendemmia dai loro corpi e trasformarla in ebbrezza, trasformarla in vino. E allora riusciamo anche a capire il perché molte generazioni di profeti e di santi e di sapienti si arrivi al semplice figlio di un falegname, Joshua ibn Yusuf, che la tradizione vuole chiamare il Gesù di Nazareth, ma era soltanto il figlio di un falegname. Gli scribi e i farisei, quando parlava del Tempio, dicevano: chi è quello che parla? Non è forse soltanto il figlio del falegname, Joshua ibn Yusuf, Gesù, figlio di Giuseppe? Nelle sue metafore Gesù, ripercorrendo tutta questa vertigine da Adamo passando per Noè, dice: io sono la vite e voi siete i tralci. E alle volte noi non la capiamo, no? Non riusciamo a capire le parole delle parabole, che sono facilissime ma in realtà sono difficilissime. Non ci può essere la vite senza i tralci, non ci può essere la produzione del vino senza i tralci. I tralci sono fondamentali, sono importanti. Non ci può essere la parola della redenzione se non c'è chi crede nella redenzione. E ve lo dico io che ho perso la stella tanti anni fa, ho perso la stella polare, non so dove sto andando, non ho certezze, non ho capacità di giudizio, sono uno scellerato, sono un chierico vagante, l'ho detto fin dall'inizio, ho giocato con le carte scoperte. Ma dire questo è di una portata rivoluzionaria grandissima. Io sono la via, la verità e la vita, ma io sono l'albero della vita. E c'è un sapiente commentatore medievale che si chiama Jacopo da Varagine, siamo intorno al XII-XIII secolo, che scrive la leggenda aurea e va a ripercorrere tutte le narrazioni bibliche, classiche. È una summa enorme, bellissima, leggetela nell'originale o nelle traduzioni, è un romanzo infinito che dice, fa questa considerazione: ma guarda un po', da quell'albero iniziale del paradiso terrestre dove i nostri antenati hanno colto il frutto che li ha fatti sentire nudi, pendeva qualche cosa che li ha costretti a uscire dal paradiso, li ha costretti a fare esperienza, a uscire fuori dal payroll, che è il paradiso, che è il confine, che è il cancello. È lì che siamo diventati donne e uomini, soli, lontani da Dio, ma consapevoli. Poi alla fine Dio nella sua bontà ha voluto creare un altro albero della vite, la croce, e da quell'albero della vite pende un altro frutto, il Cristo. E con il sangue che viene svinato, dice così Jacopo da Varagine, con il sangue che viene svinato da quel legno, il teschio di Adamo che si trova ai piedi della croce, lo vedete in tanti affreschi, in tante miniature, il teschio, il Golgota, ma è proprio il teschio di Adamo che lì viene battezzato. E se è vero che Dio è la vite, albero che può sembrare benissimo ad una croce sostanzialmente, allora è vero che il suo sangue è vino. E nell'ultima cena l'ha detto chiaramente. Cristo non ha fatto la cena in un lounge bar e non ha offerto agli apostoli Diet Coke, ha offerto il vino e ha detto: chi berrà di questo vino
berrà il mio sangue. E spezzando il pane ha detto: chi mangerà questo pane mangerà la mia carne. Pane e vino sono l'essenziale. È come la polenta per i nostri vecchi, è come la polenta di Davide Maria Turoldo, polenta e polenta, pane e vino. Non lo pagate tanto in un'osteria sana, il pane e il vino, ma è tutto. E soprattutto avete la consapevolezza di essere compagni e compagne nel momento in cui condividete soltanto il pane e il vino, perché essere compagni ed essere compagni significa spezzare il pane e condividerlo con gli altri, anche se di pane ce n'è uno solo. E io, che vi ho già annunciato il fatto che ho perso la stella polare da tanti anni, ogni tanto ho pensato alla moltiplicazione dei pani e dei pesci e mi sono fatto questa considerazione dentro di me, che non è un miracolo che abbia bisogno di una potenza divina o di uno spirito santificante che discende con la luce e moltiplica il pane. O meglio, è un miracolo profondo, è un miracolo potente, è il miracolo che vivevano ogni sera i nostri vecchi quando non avevano nient'altro che un pane e lo spezzavano in due e ne avevano 2 di pane. E se spezzavano in 2 a loro volta, quei 2 pezzi ne avevano 4 di pane. E poi ne avevano 8, e poi ne avevano 16, e poi ne avevano 32 di pani. Erano compagni e compagne di vita. Vabbè, però allora si mangia tanto di meno. Certo, si mangia di meno, ma si mangia tutti. E nessuno rimane escluso. E questo è, per Jacopo, la varagine nel senso del paradiso. La condivisione, mangiare di meno per riuscire a mangiare tutti, insieme. Ce lo siamo dimenticati, vero? Noi facciamo parte di quel terzo di umanità che si vuole tenere tutta la focaccia del pane e non la spezza più con nessun altro e lascia che i 2/3 di umanità se ne stiano fuori. Si chiamano con un nome solo, Lazzaro, e noi ci chiamiamo con un nome solo, il ricco e Epulone. Siamo noi, lo siamo diventati noi, con la nostra indifferenza, con la nostra non volontà di guardare gli altri, con la nostra incapacità di provare empatia per gli altri. Non mesciamo il vino e non spezziamo il pane e arriviamo a tal punto da buttarlo via. I nostri cassonetti sono pieni di rifiuti alimentari, con la gente che muore a pochi passi da casa nostra. Allora, il vino ha questa sapienza che intride tutti i testi sacri. Ma la nostra civiltà, la nostra cultura non è comprensibile se non la santifichiamo, se non la omettiamo con la sapienza dei greci. E quando noi parliamo di vino e parliamo di storie di vino, non possiamo dimenticarci quello che i greci ci hanno insegnato. L'altro grande polmone della nostra identità collettiva, che viene da là, è là che abbiamo imparato ad essere cittadini della polis, e cioè donne e uomini politici, prima che la politica si dimenticasse degli uomini e delle donne. Uomini e donne che salgono sul teatro, che raccontano la storia attraverso il teatro o attraverso la filosofia. Platone, siamo nel IV secolo prima di Cristo, racconta che la filosofia nasce mescendo il vino e racconta del suo maestro, di Socrate, che insegnava la filosofia, cioè l'amore per la sapienza, philos e sofia, distribuendo il vino ai suoi discepoli, ai suoi allievi, per essere più giusti. E tra tutti c'era una donna, Diotima, ce lo racconta Platone nel Simposio, che in quanto simposio vuol dire un luogo nel quale noi ci ritroviamo per sorseggiare insieme il vino e parlare di bellezza e parlare di arte. Ed è Diotima che mesce il vino e porge le coppe a tutti gli altri commensali. Porge la coppa, dovrei dire, una sola, non tante. Una coppa dalla quale ciascuno poteva bere appoggiando le labbra e scoprire quello che i greci raccontavano, che Enos e Eros sono la stessa faccia della stessa potente spiritualità. L'amore e il vino, l'ebbrezza e la passione. Condividere il vino è come condividere un bacio, e condividere il bacio è come condividere la sapienza e la conoscenza che si nasconde nella coppa che viene passata da Diotima, la filosofa che sa, donna che ha intelletto d'amore, che è capace di leggere dentro le cose
Eros ed Enos. E quando parliamo di eroi del mondo greco, molto spesso li associamo a coloro che hanno una spada in mano, che conquistano altri popoli, che distruggono gli altri eserciti in nome della loro civiltà, portando altrove la loro civiltà, ma ci dimentichiamo che quel nome lì, eroe, deriva da Eros, e ci dimentichiamo che Eros è intriso di Enos, cioè divino. E l'esempio più grande che possiamo ricordare è quello di Achille, che tutti noi abbiamo immaginato essere l'eroe born to kill, quello che nasce per uccidere, quello che non combatte ma danza, quello che atterra anche i nemici più possenti e più grandi con un semplice scatto e un colpo di spada, un gioco di scudi, come lo vediamo rappresentato nella pittura vascolare dei greci. Ma la scena più grande di tutta l'Iliade, che canta la rabbia di Achille, l'ira funesta di Achille, che infiniti lutti addusse agli Achei, comincia per un amore che viene negato. Ve lo ricordate? Achille non vuole combattere perché un re orgoglioso e stupido gli ha rubato la donna, Briseide, la donna che secondo lui è la sua preda di guerra, è una donna che a suo parere gli appartiene, è una donna sulla quale lui accampa diritto, ma non per abusare di lei, perché quando se la porta alla fine sotto la sua tenda nera, con i mirmidoni, i suoi soldati che si trovano fuori schierati, lui le asciuga le ferite, le deterge il sudore e le porge una coppa colma di vino e le dice una cosa bellissima, le dice: Briseide, sai perché gli dei sono così tanto invidiosi di noi da far sì che la nostra vita sia così tanto breve? Sono invidiosi di noi proprio per questo, perché la nostra vita è breve e ogni cosa che noi possiamo esperire in questo battito di ciglia brevissimo che è la nostra vita non ritornerà mai più. Loro possono riviverla in eterno, in continuazione, ogni esperienza può essere fatta e rifatta, noi no, sappiamo che questa è un'esperienza irripetibile e non tornerà. È stato detto che io ho un rapporto abbastanza stretto con la biblioteca guarneriana di San Daniele. Vi commento questa immagine, questa sorsata di sapienza, perché viene comunicata a Briseide attraverso il vino, con un'immagine della biblioteca guarneriana che è meravigliosa. Vi invito a passare, dovesse capitarvi. C'è un libricino piccolissimo del 1400, nasce nella Firenze di Lorenzo de' Medici, il seme stesso della bellezza, dell'umanesimo, ed è un libricino che all'epoca, quando venne confezionato, valeva quanto un castello. Oggi ha un valore inestimabile, non è nemmeno concepibile sul mercato. Il codicologo al quale abbiamo chiesto: ma quanto potrebbe valere oggi questo manoscritto? Il codicologo ci ha detto: ma immagina di riempire un parcheggio enorme di un grande supermercato, di Ferrari Testarossa. Ecco, 3 pagine di quel manoscritto varrebbero tutte quelle Ferrari. Ma vi assicuro che il valore non è tanto il valore sul mercato, non sono i pigmenti rarissimi con i quali è stato esemplato, non è il lapislazzulo, la malachite, la cocciniglia, non è l'oro zecchino o l'argento con i quali sono state esemplate le figure, ma sono le parole che ci sono scritte dentro. È un regalo che un padre fa alla figlia, un padre molto ricco, padre danarosissimo, a una figlia che si deve sposare, e vuole che ogni ora del giorno sia sorretta da un pensiero sapienziale, perché possa diventare una brava sposa e anche una brava madre, perché possa essere una donna capace di prendersi cura di sé e degli altri con amore. Il pensiero ultimo, l'officium tenebrarum, prima che il sole declini, proprio come quello della vigna dal quale siamo partiti, glielo consegna la morte. C'è una morte che appare, non fa paura, non è una morte spaventosa, non è la morte medievale, è una morte che sorride da dentro un ovulo di lapislazzulo, ha una corona d'argento e la sua faccia è d'oro, e si rivolge alla fanciulla e le dice: quando verrò a bussare alla tua porta, io mi auguro di trovarti viva. E la fanciulla risponde come avete risposto voi adesso: è ovvio, dice, che mi trovi viva se sei tu la morte, perché se non sei mai venuta a bussare alla mia porta e sei tu la morte, io sarò viva.
E la morte la incalza e le dice: no, cara mia, no. Tu non hai idea di quante persone io vengo a prendere ogni giorno e le trovo già morte da tanti anni prima che io arrivi. Non fare il loro stesso errore, sii viva fino al tuo ultimo respiro, dal momento che i grani della tua clessidra sono già stati contati tutti. I grani della nostra clessidra sono già stati contati. Ogni grano un respiro. Quanti respiri fate in un minuto? Io lo chiedo ogni tanto ai miei studenti. Quanti respiri fate in un minuto? Se io vi chiedo di contarmi i soldi che avete nel taccuino, me lo sapete dire, perché consideriamo i soldi più importanti del respiro. Eppure il respiro, che è la cosa più importante che abbiamo, lo lasciamo cadere senza dargli significato. Noi respiriamo senza fare in modo tale che ognuno di quei respiri abbia senso e non torna più. E la morte continua e dice: quante volte hai detto ti amo? E io lo chiedo a me e lo chiedo a voi: qual è l'ultima volta, quando è l'ultima volta che avete detto ti amo? Non ti voglio bene, ci mancherebbe che noi volessimo il male di qualcuno, e quindi gli diciamo molto spesso ti voglio bene, ma è inutile dire ti voglio bene, per forza che ti voglio bene. Ti amo è molto più coinvolgente. Quando l'abbiamo detto l'ultima volta? Quando abbiamo abbracciato qualcuno intensamente l'ultima volta? Quando l'abbiamo fatto? Forse ne abbiamo perso la memoria, forse abbiamo perso l'opportunità per farlo, forse ci rendiamo conto che avremmo dovuto farlo, ma è troppo tardi, perché quella persona non c'è più. A me è capitato. Ho respirato in vano, ho lasciato cadere in vano quel respiro. Ci rendiamo conto di quanto sono importanti i respiri quando siamo su quel letto maledetto di ospedale, abbiamo una cannuccia nel naso, respiriamo a fatica e diciamo: ma ero così scemo da prendermela perché non trovavo un parcheggio, perché mi si piantava il computer, perché avevo problemi con il capo ufficio, quando sarebbe bastato mettermi fermo, riempire i polmoni di aria e dire: sono vivo, posso ancora vivere, posso chiedere ad Achille, anche se sono Briseide, schiava, tormentata, ferita, vilipesa, picchiata, posso ancora chiedere ad Achille di darmi da bere del vino e dire: io sono. Non quello che tu vuoi, io sono Briseide e gli dei mi invidiano perché il mio tempo è qui ed è adesso e devo viverlo fino in fondo, nel dolore e nella gioia, nel piacere e nella disperazione, nell'estasi e nell'ebbrezza. E passando dalla Grecia e arrivando a Roma, io vi suggerirei soltanto per un momento di prendere in mano almeno una soltanto delle liriche scritte da Orazio. Orazio, che scimmiottando un altro grande poeta diceva: homo sum nihil humani a me alienum puto. Sono un uomo, scusatemi, tutto quello che è umano mi appartiene, il fango e le stelle, la caduta e l'amore. E c'è un passaggio di una sua lirica bellissima in cui la sua donna, Leuconoe, che nome Leuconoe, lo prende anche Pavesi nei dialoghi con Leucò. Leuconoe, la sua donna dai capelli neri, folti come la notte, dalle ciglia lunghe, lunghissime, capaci di accarezzare la pelle del poeta nel momento in cui si stringevano tra le braccia. Leuconoe, come spesso accade, è agitata e lo guarda e gli dice: ma quanti anni ancora Giove ci consentirà di vivere assieme, visto che ci amiamo così tanto? E lui le risponde: ma perché ti poni questo problema? Lascia che il vento frusti le onde dell'Adriatico, lascia che facciano la spuma contro gli scogli, non chiederti quanti giorni a me o a te restano ancora da vivere, sciogliti i capelli, lasciati abbracciare, lascia che il mio viso provi ebbrezza nella bellezza del tuo volto, versa generosa il vino nella mia coppa e la legna sul fuoco, beviamo, amiamoci, stringiamoci tutta la notte e che il sole domani ci trovi ancora abbracciati. Mi rivolgo ai sodali maschietti che sono presenti nella sala in netta minoranza, come sempre succede in queste occasioni. Quando è l'ultima volta che abbiamo detto alla nostra donna:
mesci il vino nella mia coppa, sciogliti i capelli e non preoccuparti del tempo che fugge, perché il tempo è adesso e speriamo che il sole domani ci trovi ancora abbracciati. Quando è l'ultimo? Abbiamo proprio bisogno di bere tanto per dirlo. Beh, il vino ci aiuta in qualche modo, no? A recuperare questo, ma non è necessario se crediamo nella bellezza di quell'istante, di quell'amore e del vino, come viene cantato chiaramente dai poeti. Per arrivare il tempo fugge velocemente, non ho ancora tanto tempo, tra pochi istanti andremo a sperimentare davvero se il nettare vale la pena di essere raccontato o di essere cantato. Ma non possiamo non parlare del Medioevo, almeno un accenno al Medioevo, a quel Medioevo che conosceva molto bene i baiarzi e i broili, in cui la vite si maritava al legno degli alberi da frutta, in cui si compie l'intera tradizione della letteratura d'amore, in cui i cavalieri si incontravano con le loro dame e bevevano insieme il vino dell'ebbrezza e dell'amore. Guillaume de Machan, grandissimo poeta, dopo aver dato da bere del vino alla sua donna, le canta: Aïe, dame de Valoum, que j'en désire, de vous me vient le dolore qui me fait languir. Ahimè, dama di valore, che io amo e desidero, da voi mi viene il dolore che mi fa languire. E per non languire, mescimi ancora una coppa di vino, prima che io possa rubarti un bacio sotto il firmamento, che è molto, ma molto meno bello di te. Basterebbe prendere un appunto, no? Per riuscire in qualche modo a essere interessanti, no? O Bernard de Ventadorn, questo era il francese della Landoï, ma Bernard de Ventadorn che scrive in provenzale e che canta «Quand la lausetta mover de joie sa salas contra il Rhin e sur l'idée la chaser per la douceur che il cor li vai». Quando vedo l'allodola alzarsi verso il cielo impazzita e lasciarsi cadere e obliare qualsiasi cosa, dimenticarsi di qualsiasi cosa per la dolcezza che prova dentro il cuore, anch'io vorrei essere come lei, ma dal momento che non ho le ali, dammi un po' di vino, dice la donna, che aiuta a dimenticare, ma non a dimenticare nella maniera stupida, sciocca, non da gioche sporche, come dicevano i nostri vecchi, ma aiuta a lenire il peso dell'esistenza nel momento in cui riscopri che forse l'amore ha ancora un senso, ancora un significato. E i chierici vaganti che ho tirato in ballo prima, ai quali mi sento particolarmente vicino, che sempre nel XII secolo, scimmiottando Ovidio, il poeta dell'amore, giravano per le contrade, non nelle corti ma nelle osterie, e si sono inventati i Carmina Burana, che sono le canzoni dell'amore e del vino. E passavano da qui nelle terre del patriarca di Aquileia, il patriarca Volker, uno dei più grandi patriarchi che abbiamo avuto, 1204-1218, li accoglieva presso la sua corte ed era lui stesso a scrivere, lui, vescovo di Passau prima di diventare patriarca di Aquileia, scriveva canzoni sul vino e sull'amore, e probabilmente una delle più famose è sua, è In taberna quando sumus. In taberna quando sumus non curamus quid sit humus, sed ad ludum properamus cui nos semper insultamus, qui lagatur in taberna ubi humus est pincerna, hoc est opus ut queratur, si quid loquor audiatur. Quando siamo in taverna, quando con il calice battiamo sul legno, allora la morte è lontana. E statemi ad ascoltare se racconto queste storie, perché sono storie non di eroi, non di cavalieri, non di principesse, sono storie che parlano d'amore e sono storie che parlano di vino. E poi scimmiottando, vescovo di Passau, la messa, cantava «Aufer nobis quesumus bacche cuncta vestimenta nostra, ud ad taverna popolorum nudis corporemus mereamur introire, per omnia
buttarci di dosso tutti i vestiti Bacco nel momento in cui entriamo nella taverna delle bevute, non tabernacul, taberna populorum, per tutti, non per omnia secula seculorum, ma per omnia popula populorum, per tutte le bevute delle bevute, e concludeva non con un amen, ma con uno stramen, che vuol dire cacca, letame, sostanzialmente. Vescovo di Passau, patriarca di Aquileia, perché lo faceva? Per irridere la sua stessa professione? Per prendere in giro i testi sacri o la messa? No, lo faceva perché era convinto che se la gioia dell'essere umano non è gioia piena, allora non vale la pena di vivere. Se noi non riusciamo a trovare la gioia e il piacere delle piccole cose, allora non vale la pena vivere, non ha senso. 1600, manoscritto guarneriano, sentite che cosa dice cantando un canto di nozze. Dice: in Talafin, 1600, è l'età di Hermes di Coloredo, lui si chiamava Plutarco Sporeno, scrive in friulano, e dice: in Talafin desgrimie, capite tutto il friulano, poi ve lo traduco, in Talafin desgrimie doventari leons con une gran scimmie. Cioè alla fine del convivio sono tutti diventati leoni prendendosi una grande scimmia, una grande ubriacatura. Aliere, siamo nel 1600, aliere dal Prosec, calplas a Tite e a Cec, di tal che la migramie fa venì ad Udquanche le micranie, dice, ma c'è infamie. Cioè c'era un prosecco così buono, quello che piace a Tita e a Cecco, che era così intenso che a un certo momento ha fatto venire il mal di testa a tutti, però senza infamia, senza troppa infamia. All'ere vin di Buri e di Trivignano, dai Quei e di Clauiano, ed altri vin che in Cluchigne al fas zirà il Ciruviel e ti fas vigni al voli le Crupigne. Bellissimo, no? C'era vino di Butrio e di Trivignano, il vino dei Colli di Clauiano e altri vini che a forza di bere ti facevano calare la palpebra. 1600. Plutarco Sporeno non era così famoso, tanto che Hermes di Coloredo gli ha rubato questa poesia e l'ha fatta sua, ma oggi, lo sveliamo, non è di Hermes di Coloredo. Finisco con un ricordo familiare, siamo 7:30, abbiamo fatto l'ora precisa. Io sono cresciuto in un'osteria perché situazione triste da un punto di vista di un bambino. Avevo 5 anni, la mia mamma stava morendo, poi è andato tutto bene, però per un anno non è stata a casa con me. Mi dicevano che era in un ospedale a Milano e che Milano si trovava oltre la collina di San Daniele, e mio nonno, che era un grande estimatore di osterie, mi portava sulla collina di San Daniele dicendo che da lì avrei potuto vedere la mia mamma. Questo può essere triste, ma in realtà vivere un anno assieme ai nonni, e spero che di nonni qui ce ne siano tanti, non tanti, ma ce ne sia qualcuno, per un bambino è un'esperienza incredibile. Mio nonno poi era un mago, mio nonno era capace di farmi vedere le fate, mi portava nei boschi e mi faceva vedere la casa delle fate, e io vi giuro che le ho viste, senza necessariamente bere. Dico senza necessariamente bere perché mio nonno mi faceva bere. A Mitinive sul Corbano diceva, no? Mi faceva bere inizialmente con il dito dentro il bicchiere, diceva tocchie e dopo metti in bocchie, tocchie e metti in bocchie, forza di togliere, metti in bocchie. Io ogni tanto perdevo anche il senso delle cose. E poi mio nonno frequentava l'osteria perché mio nonno era sposato a mia nonna. E io posso capire che frequentasse l'osteria perché, conoscendo mia nonna, era un modo per scappare. Mia nonna era bavarese. Mia nonna era alta 2 metri, pesava 120 kg quando l'ho conosciuta io, non aveva dita ma aveva Wurstel, e vi assicuro che quei Wurstel li ho assaggiati spesso, e li ha assaggiati spesso anche mio nonno. Qualche me non ne faceva parlando così, e faceva povero. E visto che mio nonno si rifugiava in osteria che era sotto casa, lei mi diceva faccio il tuo immediatamente. E io ricordo la scena in cui 5 anni, dovete avere molta fantasia, boccoli biondi,
pigiamino ricamato dalla mamma, addirittura con l'emblema dell'elefantino. Secondo me era anche irrisorio, per quanto derisorio. Scendo, busso alla porta dell'osteria, non mi risponde nessuno, entro, vedo tantiaccio che poteva essere un'osteria furlane in quegli anni, la fumate, era fumate parfum, era fumate anche dentro. Dentro identifico mio nonno che sta giocando a briscola. Mio nonno era quello che portava sempre i vini nelle osterie con il camion e mi portava con lui, e ovviamente si fermava ad ogni osteria, e a ogni osteria ripeteva sempre la stessa cosa: i bei fio, no il frutto, perché dopo la di guidare. Vi giuro che in più di qualche occasione io a 5 anni ho guidato, perché mi diceva tu ten duro il volante, non sta a vapore, io i ten chiacchiati, era una cosa, a dirla oggi finiamo in galera, ma questo era mio nonno. Entro e dico, nonno, vi ho che la todestie. Mio nonno era partigiano della Garibaldi. Ho visto che fuori c'è una gran bella targa che ricorda la lotta della liberazione. E in certi momenti di cupo abbandono del cuore mi diceva, agno, il mox, paras pur duic pur che una. Ogni tanto diceva così. Insomma, ve la faccio breve. Entro e gli dico, nonno, la todestie. E io sapevo che per ogni nonno che non tornava a casa 10 nonni sarebbero stati fucilati. Cioè, nonno, io che la todestie. Lui mi guarda tranquillamente e mi fa, sentiti. Mi siedo, lui guarda l'oste e fa 2 stacces di vino, una per me e una per il frutto. L'oste, senza dire niente, prende il bottiglione, ma che buono il frutto, prende il bottiglione e mi dà un vino, sarà stato Bacò, Clinton, una roba tremenda. So per certo di aver avuto la bocchiaia blu per una settimana, perché io ho sempre pensato che il vino facesse quell'effetto. Bevo e vomito l'anima. Avete presente l'urlo di Munch? Io sono diventato l'urlo di Munch. Guardo mio nonno con le lacrime negli occhi e gli dico, ma nonno, ma è roba triste. E lui mi guarda e fa, e che altre appreti che sei di chi a divertirmi. Questo per dimostrare che il vino ti dà una sapienza che ti permette di rispondere filosoficamente in una osteria degli anni 60 esattamente come avrebbe risposto Socrate, il quale di fronte alla possibilità di scegliere tra una coppa di vino e la cicuta, sapendo che poi a casa lo aspettava Sant'Ippa che era come mia nonna, scelse la cicuta.